stagione dell'enduro in Sicilia. La prima prova, valida per il campionato regionale, il provinciale messinese e il trofeo KTM Sud, si è consumata domenica scorsa a Patti. Record assoluto di partecipanti, ben 270 i partenti iscritti alla prima gara del 2018. Sotto la pioggia di Patti siamo con Alessandro Talamo per la prima prova del campionato regionale 2018. Ci sei mancato, ti abbiamo ritrovato subito, fortunatamente al primo posto. Oggi hai fatto una gara perfetta. Ciao amici del Tassello, abbiamo lavorato molto bene con tutto il mio team per arrivare a questa posizione assoluta già fin dalla prima gara, quindi tanti sacrifici, sia di tempo che di denaro, insomma tante cose. Padrone di casa e organizzatore della manifestazione il Motoclub Peloro, presieduto da Peppe Pagano, in collaborazione con Leone Mastronardi e Massimo Lopica. Complimenti all'organizzazione del Motoclub che ha organizzato la gara. Il lungomare di Patti ha ospitato paddock, segreteria e parco chiuso. Una volta scaldati i motori, via con le prove speciali, 2 come di consueto. La linea disegnata nella frazione di Montagna Reale si apriva agli enduristi con un primo tratto sul greto del torrente, per poi attraversare subito una strada di montagna molto veloce, che con il procedere dei giri di gara ha riservato non poche insidie ai concorrenti. La prova fettucciata, disegnata invece nella zona industriale, si è subito distinta per il suo terreno difficile, scivoloso e molto secco nonostante la pioggia. Hai vinto 4 speciali sulle 6 a disposizione, ti sei imposto per 5 secondi su Domenico Ricchiari e puoi soltanto essere contento. Abbiamo interpretato bene la speciale, soprattutto quella in linea. Essendo lunga bisognava rimanere concentrati dall'inizio alla fine, perché poi si è scavata tanto, si è bucata tanto e le velocità erano veramente elevate, quindi cadere in linea era molto facile. Per fortuna è andato tutto bene, anche nel fettucciato all'ultimo sono riuscito a mantenere la testa della gara, aggiungendo altri 2 secondi al mio vantaggio, quindi in totale sono arrivato davanti di 5 secondi. I trasferimento hanno risentito del maltempo di sabato e per questo accorciati in occasione della gara. 2 mulattiere aperte per l'occasione dagli organizzatori sono state eliminate del tutto, proprio perché rese impraticabili dalla pioggia. In tutto 45 i chilometri da percorrere, quasi completamente off-road. Il pubblico non è mancato sia durante la gara che in fase di premiazione, avvenuta in perfetto orario, grazie anche al grande lavoro del comitato regionale che non registrava così tanti partenti da molto tempo. Eros, mi dispiace molto che tu oggi non ci potevi essere perché saresti stato il numero 1 oggi, come sempre, spero veramente che ritorni più forte e il prima possibile. Buongiorno. Ecco, bravo, togliamole. Come va? Sto bene, tu? Bene, grazie. Carico? Insomma, stiamo aspettando tutti i ragazzi. Vorrei un adesivo del tassello perché so che porta bene. No, la potenza. Giglio. Mi ha battuto. La panza ci siamo? mi ha battuto. Per par conduratore. Grande tassello. Bello. Ciao tassello! Ciao tassello! Continua a Ragusa il campionato regionale di enduro. La seconda prova, valida anche per il trofeo KTM Sud, si è consumata domenica scorsa con 205 partenti.
A dominare l'assoluta Marco Bologna, seguito da Alessandro Talamo e Domenico Ricchiari, che si sono battuti fino all'ultimo secondo. L'ultima linea ormai eravamo molto vicini tutti e tre, visto che avevo un bel vantaggio dal quarto, ho cercato di giocarmela tutta e sono riuscito a prendere un po' di vantaggio e vincere la gara. Anche al campionato italiano stanno arrivando le prime soddisfazioni e forse è quello che ti sta facendo crescere tanto. Sicuramente sì, abbiamo già fatto 4-5 gare di italiani assoluti, sicuramente tanta esperienza, gare dure, allenamento fisico fanno. Sono partito dalla prima speciale un pochino sottotono, non mi sentivo tanto bene fisicamente e psicologicamente, non so per quale motivo, però dal secondo giro in poi abbiamo ribaltato la situazione e siamo riusciti a stare in testa alla gara fino all'ultima speciale, quando il mio amico e concittadino Marco Bologna mi ha soffiato la prima posizione assoluta e ha vinto lui e sono veramente molto contento per lui. Sei partito fortissimo, hai vinto subito le 2 speciali del primo giro, poi un problema nel cross test ti ha un po' forse innervosito e non hai più potuto attaccare per la vittoria assoluta. Sono stato lì a lottare fino all'ultima speciale. Purtroppo l'ultima speciale mi si è spenta la moto, se no sarei riuscito a guadagnare qualche secondino in più per magari riuscire ad agguantare il secondo posto, però va bene così perché ho concluso alle spalle di 2 piloti validi come Marco Bologna, che ha fatto 7 gare a livello internazionale, quindi ha acquisito un passo veramente importante. Sono contento di tutto questo. Subito ai piedi del podio Antonio Arcuri, protagonista dopo qualche caduta di troppo di una gara in recupero su Cutuli, quinto classificato, e Occhipinti sesto, che si aggiudica anche la classe cadetti. Padrone di casa e organizzatore della manifestazione il motoclub Hobby Motor, presieduto da Claudio Ferrara. Il centro commerciale Ibleo ha ospitato paddock, segreteria e parco chiuso. Una volta scaldati i motori, via con le prove speciali, 2 come di consueto. Terreno difficile per la prova fettucciata, terra rossa e pietre nascoste dall'erba. Era la prima speciale del giro e ci si arrivava dopo 14 minuti dalla partenza. Il fettucciato è cambiato completamente, dal primo al secondo, sono completamente 2 fettucciati diversi. Si è scavato tantissimo, sono uscite tante pietre, sono formati gli appoggi ed è diventato super divertente, quindi complimenti all'organizzazione. La linea invece, dopo un primo tratto fettucciato e veloce, si spostava all'interno di viottoli, delimitati dai tipici muretti a secco ragusani, sempre su terra rossa e tipiche pietre insidiose. Cross test molto bello, veloce, si è scavato qualche appoggio, qualche pietra è uscita e la linea anche non mi dispiaceva, molto veloce, con qualche pietra, divertente. Il forte vento del sabato ha costretto gli organizzatori a ritracciare quasi completamente il percorso. Anche il trasferimento ha messo a dura prova i concorrenti, che hanno affrontato mulattiere e pietraie per ben 4 giri. La linea invece era molto veloce, su pietre sempre, è stato veramente molto impegnativo, soprattutto il trasferimento che non mancavano sempre lì pietre, una gara molto molto stancante. La premiazione è avvenuta in perfetto orario, grazie anche al grande lavoro del Comitato Regionale FMI coordinato da Nunzio Pizzo nel gestire così tanti partenti. Le ostilità sono rinviate alla terza prova di campionato che si terrà il 13 maggio ad Alcamo. Saluto a tutti gli amici del tassello. Allora, domani i primi 3 possono essere o un Cutuli, Talamo o Ricchiari. Da vedere. Dici uno dei 3 vince. Uno dei 3 vince. Uno dei 3 vince. Ragazzi, oggi provo a fare l'assoluto col Transat. Io ci proverò.
Ormai stamattina è sceso dall'albergo in pigiama. questi ragazzi si vergognano. Sono da due, veramente loro. Però non dite niente, ho aperto telecamera, almeno qualcosa. Ciao Tassello. Ciao Tassello. Non dire che io non avevo paura l'ultima linea. Io pure, ho avuto molta paura. Fa le cose in palestra. Si è consumata domenica 13 maggio nel Trapanese la terza prova del campionato siciliano enduro. L'organizzazione del motoclub Alcam Off-Road del presidente Liberio Orlando ha ospitato 160 piloti provenienti da tutta l'isola, come previsto un numero di partenti inferiore rispetto alle altre prove. A portare a casa la vittoria assoluta Giuliano Mancuso, al suo rientro nel campionato siciliano dopo una prima parte di stagione fatta di ottimi risultati in campo nazionale. Hai conquistato la vittoria della terza prova del siciliano, una gara un po' atipica per te, sei stato dietro Bologna tutto il tempo e ultima speciale qualche problemino ha compromesso il risultato di Marco, la vittoria è andata a te. Devo fare i complimenti sicuramente a Bologna che è stato molto veloce per tutta la giornata, sicuramente meritava la vittoria, poi l'ultima speciale ha fatto un errorino e sono riuscito a vincere. Tu ho fatto la prima parte di stagione su al nord, ovviamente il mio obiettivo è il campionato italiano Under 23 e gli assoluti d'Italia. Siamo venuti qui a fare questa garetta un po' per tenerci in allenamento, visto che sono qua in Sicilia. E la gara è andata abbastanza bene, ho preferito non fare errori, le prove speciali onestamente non mi piacevano e quindi ho preferito stare un po' più tranquillo, evitare di cadere, rischiare di farmi male e non serviva praticamente a niente. Mancuso ha avuto la meglio su uno sfortunato Marco Bologna. Il pilota del team Honda DARPA Racing ha dominato per tutta la giornata, cedendo il gradino più alto del podio al messinese solo nell'ultima speciale di giornata, l'Enduro Test, a causa di una rovinosa caduta. Oggi gara quasi perfetta. L'altra volta l'ultima speciale ti aveva regalato la vittoria assoluta, quest'ultima speciale invece te l'ha tolta. È stata una bellissima gara appunto dal primo giro perché sono riuscito ad andare bene in tutte le speciali. Arrivato all'ultima linea sono caduto dentro la linea sul fiume, ho perso un paio di secondi e ho cercato di recuperare, però avevo perso veramente tanto, quindi sono gare, l'altra volta abbiamo vinto, questa volta ci ha continuato il secondo posto. Terza piazza per Antonio Arcuri, primo podio stagionale per il pilota del motoclub Tritone, che sta vivendo un periodo di ottima forma fisica ma soprattutto mentale. Antonio, oggi primo podio stagionale per te, terzo assoluto, hai chiuso a pochissimo distacco da Davide Cutuli, una bellissima battaglia per tutta la gara. È stata combattuta perché ho fatto terzo assoluto, ma fino all'ultima prova in linea ho lottato con Talamo e Cutuli, ci toglievamo un secondo fino all'ultima prova speciale, quindi era una prova speciale dove si doveva dare tutto e non si doveva mollare nulla. La lotta per il terzo gradino del podio si è consumata in una sfida a 3 con Cutuli e Talamo, tutti a meno di 2 secondi di distacco fino all'ultima speciale. Un lungo trasferimento di 45 km da ripetere 4 volte ha segnato la gara con poche difficoltà. Un percorso diviso in 2 settori, rispettivamente da 60 e 40 minuti. Nel primo settore, a poco meno di mezz'ora dalla partenza, si trovava il cross test di 3,5 km. Il tempo medio di percorrenza è stato di 4 minuti e 30 secondi. Bel fettucciato, un terreno che poi pian piano si andava scavando, sempre più tecnico, mi piaceva molto. Prove speciali divertenti, il fettucciato soprattutto con i canali, un po' sabbioso. Nel secondo settore, immediatamente dopo il controllo orario intermedio, la seconda prova speciale, l'Enduro Test di 3,5 km. Difficile fare la differenza in linea, c'era un piccolo tratto di fiume e poi era fettucciato. Una linea molto fettucciata, si partiva dal fiume con dell'acqua molto divertente, poi si passava un pratone, sali e scendi, molte contropendenze, che inizialmente era viscido a causa appunto dell'erba, poi si andava segnando e quindi teneva un po' di più, però sempre molto scivoloso.
A coadiuvare il lavoro dell'Alcamo Off-Road sono stati gli uomini del Custonaci Enduro Club e l'esperto Saverio Sciacca, responsabile delle 2 prove speciali di giornata, seguito in gara dall'attento team del Corre Sicilia, con a capo il presidente Nunzio Pizzo. Ciao Tassello, questa sarà una gara molto bella, molto tecnica, dove si vedrà il pilota che si è allenato di più. Oggi canottaggio. Le protezioni in più sono in bracciolo. Ciao il Tassello. Ciao Tassello. Buongiorno Tassello. Scusa, che ci fai con i piloti messinesi tu? Io rappresento tutta la Sicilia. Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run. L'appuntamento più atteso della stagione è andato in scena sabato 9 e domenica 10 giugno a Caltanissetta, sotto un sole cocente che ha messo in serie difficoltà i circa 140 temerari arrivati per onorare anche quest'anno la 2 giorni siciliana, valida come trofeo delle province. Questa volta a prendersi i meriti per l'ottima organizzazione è il Motoclub Fuorigiri del presidente Totò Sardo che, grazie al massiccio supporto del Comitato Regionale FMI, è riuscito a gestire situazioni abbastanza complicate come quella dell'infortunio di Marco Bologna, caduto rovinosamente in linea. Ciao a tutti gli amici del Tassello, oggi purtroppo non siamo a fine gara, siamo in un ospedale a Caltanissetta con la brutta caduta di ieri. Purtroppo nel secondo enduro test, verso la fine, ho cercato di assorbire una gobba in leggera discesa. Non sono riuscito a prendere la discesa, ho preso la cresta della salita, quindi la moto ha rimbalzato e mi ha lanciato fuori pista e ho colpito veramente forte un albero, quindi tutto sommato sto bene, dai. Il percorso di gara lungo 40 km si divideva in 2 settori di 45 minuti, per un totale di 3 giri il sabato e 4 la domenica. 2 le speciali a giro, un cross test con curve in contropendenza e terreno secco, ed una linea che vedeva l'alternarsi di sottobosco lento, con buche e radici, a tratti molto veloci, da quinta piena. A dividersi il bottino di punti in palio sono stati Eros Doria e Domenico Ricchiari, che hanno vinto l'assoluta rispettivamente il sabato e la domenica. Il nisseno è apparso fin da subito velocissimo, nonostante i 5 mesi di stop forzato dovuti a un brutto infortunio. Il poco allenamento lo ha però costretto a limitare la partecipazione solo alla giornata del sabato. Ho voluto fare questa gara perché era la gara di casa e ci tenevo, però già sapevo che non ero allenato perché la moto l'ho presa una settimana fa, ho cercato di dare il massimo fino a quando è venuto il risultato. È stata dura per me, anche perché già le ultime 2 prove fisicamente era arrivato, però sto tenendo e sono contento che sono tornato. La domenica è stata invece tutta del diesel Ricchiari. Dopo un quinto assoluto nel Day 1, il pilota del Regolarità 70 cambia marcia ed inizia a imporre il suo ritmo forsennato nel fettucciato, vincendolo in tutti e 4 i giri. Oggi sono riuscito a vincere dopo ben 4 anni di astinenza a questo punto. Ieri è stata una gara un po' sofferta, ho fatto alla fine quinto assoluto. Probabilmente non aggredivo bene in linea, non ero molto incisivo. Il fettucciato invece mi piaceva molto, riuscivo a fare molta differenza lì, mi sono ritrovato un po' di distacco all'ultima linea nei confronti di Alessandro e sono riuscito a vincere soprattutto per questo, perché Alessandro aveva di più di me in linea. Marco Bologna chiude la sua prima parte di stagione con un botto incredibile in linea. Dopo il secondo posto nel Day 1, a soli 2 secondi da Doria, il veloce pilota del team Honda Darpa Racing aveva nelle mani anche la vittoria del Day 2, fino all'incidente. Ad inseguire la vetta da molto vicino, sia il sabato che la domenica, è Alessandro Talamo, terzo sabato e secondo domenica. Il pilota del Motoclub Tritone è adesso in testa al campionato. La gara sì, è andata molto bene perché sia ieri che oggi non sono mai caduto, sono stato magari un po' troppo poco veloce nel fettucciato, a differenza dei miei avversari, soprattutto di Ricchiari oggi. In compenso in linea ho dato anche il mio 100% e ne ho vinta, se non sbaglio, pure qualcuno. Antonio Arcuri conferma la sua ottima velocità, chiudendo con un quarto e un quinto, mentre gara a doppia faccia per Ivan Coniglio, sesto il sabato e sul podio la domenica.
Prima giornata, come hai appena detto, è andata un po' sottotono, mentre oggi per fortuna mi sono svegliato e è andata abbastanza bene, mi sono piazzato terzo, ho lottato fino alla fine comunque per le prime posizioni, ma alla fine Ricchieri e Talamo sono stati più veloci di me. A trionfare nel trofeo delle province siciliane enduro dopo 4 anni è la squadra di Messina, con i 3 primi posti sia nel Day 1 che nel Day 2 di Carmelo Scibilia, Massimo Lupica e Luigi Raso. Adesso il campionato siciliano enduro va in pausa, ma noi del Tassello siamo pronti a ritrovarvi il 26 agosto a Calatabbiano in occasione del trofeo delle regioni mini enduro e poi il 21 ottobre a Nicosia per la sesta tappa del regionale enduro. Volevo fare un in bocca al lupo a Marco Bologna perché in questo momento è all'ospedale. Forza Ciop, riprenditi! In bocca al lupo a Marco perché era questa caduta e gli hanno in bocca al lupo, speriamo bene. Bologna, sei diventato VIP, Bologna sei diventato VIP, niente, tutti di te parlano. Perché? Ah, perché sta registrando. Dopo 4 lunghi mesi torna finalmente il campionato siciliano enduro nella suggestiva location di Nicosia. Ad organizzare in maniera attenta la sesta prova è toccato al motoclub Nicosia Enduro di Giovanni Puglisi, abile nel riuscire a presentare una gara fattibile nonostante le piogge torrenziali nei giorni precedenti la manifestazione. Siamo bagnate ma ci siamo muniti. Le 2 belle giornate soleggiate di sabato e domenica non sono riuscite ad evitare la presenza del copioso fango, ma, senza dubbio, hanno aiutato il normale svolgimento della gara che, sfortunatamente per chi se l'è persa, ha divertito tutti. Conoscendo il territorio, conoscendo come si comportano nel terreno, io ero certo che la gara poteva svolgersi. Per fortuna tutto è andato bene, non ci sono stati infortuni, ripeto, mi dispiace se per i ritirati che hanno avuto dei problemi tecnici alle moto, ma penso che comunque tutto si è girato per il verso giusto. A spuntarla nella spettacolare battaglia, riaprendo a tutti gli effetti il campionato, è stato un ritrovato Domenico Ricchieri, vincitore di 5 delle 8 speciali di giornata. Sono riuscito a vincere la categoria riuscendo a non cadere e quindi diciamo portando a casa in questa maniera l'assoluta. In realtà Alessandro era più veloce di me soprattutto nelle linee, però alla fine è andata così e sono contentissimo. Alessandro Talamo è partito fortissimo, rifilando nelle prime 2 speciali ben 20 secondi all'avversario. Qualche errore di troppo ha però fatto sì che il gap scendesse a soli 7 secondi prima dell'ultimo giro, quando Ricchieri ha sferrato l'attacco decisivo. Ho usato troppo nell'ultima linea, ho fatto una brutta caduta in avanti, diciamo che per fortuna non mi sono fatto nulla, però diciamo che la gara l'ho persa io. Sul gradino più basso del podio è finito Marco Bologna. L'alfiere del team Honda Darpa Racing ritorna al siciliano con una bella prestazione che scaccia via i brutti ricordi di Caltanissetta. Ho chiuso terzo assoluto oggi, nonostante qualche caduta di troppo, anche all'ultima linea ci ho provato, mi sarebbe piaciuto tornare a vincere. L'altro pilota Honda, Ivan Coniglio, segue il compagno e si piazza al 4º posto. Dietro la coppia in rosso troviamo, separati da qualche decimo di secondo, Antonio Arcuri e Davide Cutuli. Alessio Ferrera, in 7ª posizione, si impone su Cagnina nella cadetti, mentre Vincenzo D'Angelo, 9º, conquista la classe Junior 450. La stagione sta per volgere al termine e noi del Tassello ci stiamo preparando per la prova conclusiva di Sciacca, dove scopriremo chi sarà il campione siciliano enduro 2018. Il Tassello paura non ne ha. Papà, saluto per il Tassello.
Diglio che non si cammina senza casco. Dov'è il casco? Diglio che non si cammina senza casco. Com'è stato questo trofeo delle regioni? Salire sul podio È emozionante. La lunga stagione dell'enduro siciliano si è conclusa a Sciacca domenica 9 dicembre, a più di un mese di distanza dal feroce nubifragio che ha colpito la popolazione saccense, facendo saltare l'ultimo appuntamento stagionale previsto inizialmente per il 4 novembre. Il motoclub Sciacca, con a capo Enzo Sant'Angelo, non ha voluto però deludere le aspettative degli appassionati, confermando l'impegno preso e regalando, in pieno clima natalizio, al Circus dell'Endurosicolo una festa conclusiva di tutto rispetto. La gara, diretta da Giuliano Riggio, è stata apprezzata dai 93 iscritti che, partiti dal centro storico del paese, hanno affrontato 3 giri da 40 km con un trasferimento adatto a tutti e 2 belle prove speciali fangose. A vincere l'assoluta di giornata è il pilota del team Honda Darpa Racing Marco Bologna. Il palermitano, archiviato definitivamente l'infortunio, sembra essere tornato allo stato di grazia che l'aveva portato ai vertici della classifica assoluta di campionato prima di Caltanissetta. Era l'obiettivo che mi ero posto subito dopo essere uscito dall'ospedale. Sono veramente contento di questo risultato. Rimane un po' di amaro in bocca per il campionato, però dopo tutto quello che è successo sono veramente contento di essere tornato a vincere oggi. A prendersi la copertina di diritto è il neocampione siciliano enduro Alessandro Talamo. Partito con il freno a mano tirato, il pilota del team Violetti ha dovuto fare i salti mortali nelle ultime 2 prove speciali per non farsi soffiare il titolo da un arrembante Domenico Ricchieri. Grazie a tutti, grazie a te Tassello che ci segui sempre. L'emozione ovviamente è veramente tanta. Però ancora di più è stato vincerlo in questa maniera, nel senso fino all'ultima speciale con Domenico Ricchieri che ha guidato veramente forte. Peccato per la gara, perché sono partito troppo sottotono, forse la pressione, anzi sicuramente la pressione, non sono riuscito a gestirla bene per più di metà gara. Ricchieri, virtualmente campione fino alla 6ª prova, ha dovuto arrendersi all'ultimo giro. Appunto nell'ultima prova speciale mi trovavo a pochi centesimi davanti a Bologna, però ho dato il tutto e per tutto, però sono caduto nelle ultime curve e ho perso abbondanti secondi e di conseguenza sono arrivato terzo, perdendo così il campionato e vincendo Ale. Faccio i complimenti ovviamente. Davide Cutuli su KTM 250 tempi si piazza a ridosso del podio dopo una bella battaglia con Vincenzo D'Angelo in sella alla nuova Husqvarna 450. E i 2 velocissimi ragazzini della Cadetti Alessio Ferrera e Giorgio Chipinti, giunti rispettivamente 6º e 7º. Gaetano Zapparata, campione regionale nella Senior 450, chiude 8º precedendo gli altri 2 cadetti Cagnina e Talarico. Si conclude così un'altra stagione lunga ed indimenticabile. Vi abbiamo tenuto compagnia per tutto l'anno, cercando di raccontarvi nel miglior modo possibile ogni gara con i nostri report. Nella speranza di aver lasciato un sorriso ad ognuno di voi, non ci resta quindi che augurarvi buone feste e buon anno nuovo. Ciao Tassello! Aspetta. Tassello, faccio vedere una canna, la salsiccia ce l'abbiamo se vuoi. Un pezzo di carne, Tassello! Tassello! Ma me la devo mangiare, non la tenere solo. Ciao! Hai concluso questa ultima gara di campionato regionale. Ecco.